È stato strano perché comunque ritornare dopo così tanto tempo non è più la normalità, però di certo è bello rivedere tutti i compagni, anche i professori in presenza. Una ripartenza che è quasi un primo giorno di scuola per i nostri ragazzi degli istituti superiori. Grande emozione nel riprendere oggi le lezioni in presenza al 50%. Come se fosse un nuovo inizio di anno scolastico, questo 1° febbraio che coincide con il ritorno del Veneto in fascia gialla e vede il rientro in classe degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo tanta didattica a distanza con i suoi pregi e i difetti si torna parzialmente in presenza. L'organizzazione è stata certosina, attenta a tutte le normative anti-Covid e la prova, almeno oggi, sembra essere stata superata. Ho sentito alcuni dei dirigenti scolastici che mi hanno detto che è andato tutto bene, anche grazie a un comportamento molto responsabile e maturo da parte dei nostri ragazzi. Un ritorno sui banchi che è stato vissuto in maniera diversa, quasi un po' spaesata dai ragazzi e non per tutti il ritorno era fondamentale. Alcuni rimangono preoccupati per un possibile contagio. Da un lato è bello comunque rivedere tutti i compagni, i prof, dall'altro comunque stavo bene anche a casa. L'impatto è stato forte. Meglio o peggio secondo me entrambi, perché nella didattica insomma si rischiava meno, però in presenza anche vedere i professori diciamo è più soddisfacente. Secondo me è un po' azzardato in questo periodo per i contagi, insomma, però dobbiamo farlo, insomma. Sono molto felice di aver visto anche le mie amiche, i miei amici, perché stando a casa sempre è brutto star da soli.